la misurazione al centesimo dei tempi di gara e ci consentiranno in tarda mattinata di avere l'elenco delle squadre che parteciperanno alla finale. Intanto le 5 imbarcazioni presenti in acqua stanno per raggiungere i primi 100 metri, ma al momento paiono ad esclusione. Adesso li inizio a vederli. Probabilmente Flamingo di Romano